Mandi, benvenuti attraverso la strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia alla trattoria Danando a Mortegliano. Oggi vi presentiamo una ricetta particolare, la rosa di Gorizia, nella sua integrità e abbinata a un grande vino friulano, il Friulano, vitigno tipico che ci ha dato grandi soddisfazioni in passato e ce le darà ancora in futuro. E noi utilizziamo solo la rosa di Gorizia di Lucio Carlo Brumat, che è di Salcano, Gorizia. È un vegetale che era stato molto apprezzato nei primi anni del Novecento, forse anche negli ultimi anni dell'Ottocento, ed era conosciuto addirittura nell'impero austro-ungarico, tanto che sui balconi di Venezia la rosa di Gorizia veniva coltivata per bellezza, ma poi anche per essere consumata alimentarmente. Una delle ricette che noi utilizziamo per la rosa di Gorizia è quella di utilizzarla nella sua integrità. Si prende la rosa di Gorizia, la si monda dalle parti, diciamo, terrose, proprio per renderla un bocciolo, la si presenta nel piatto, il piatto lo si decora con delle uova di quaglia sode, in più con una salsa fatta con il tuorlo d'uovo, ok? Tipo una salsa maionese ma molto più ricca di tuorlo d'uovo, e poi si usa un aceto di vino o un aceto balsamico a piacere, e come tocco finale che rappresenta molto la friulanità in questo piatto facciamo delle cicciole, ok, fatte con la pancetta cruda di maiale, che vengono versate all'ultimo sulla rosa di Gorizia. Bene, ciao, vi saluto, alla prossima e vi aspettiamo di nuovo per assaggiare i piatti della tradizione friulana.